I polsi legati stretti con fascette da elettricista, costretti a rimanere seduti in divano sotto la minaccia di un grosso coltello. Attimi di terrore quelli vissuti giovedì sera da una coppia cinese che da anni si è stabilita a Vigonza. Marito e moglie, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero stati aggrediti all'interno della loro abitazione in via Cavour, proprio in centro a Vigonza, da un commando di connazionali che dopo averli tenuti in ostaggio li ha derubati. 5 i banditi che hanno fatto irruzione nella casa. Col volto incappucciato sono entrati approfittando di una porta lasciata aperta. 3 banditi erano armati di coltello e hanno sorpreso i 2 coniugi e li hanno fatti sedere in divano immobilizzandoli. Gli altri 2 invece hanno rovistato dappertutto nelle stanze fino a quando non hanno trovato 2.600 euro in contanti e alcuni accessori di lusso. La banda si è poi data alla fuga, ma le vittime sono certe che si tratta di loro connazionali. Quando la coppia è riuscita a liberarsi, ha subito chiesto aiuto ai carabinieri che hanno già iniziato le indagini. Marito e moglie, 56 e 53 anni, erano provati ma in buona salute. Non sarebbero stati un obiettivo casuale dei rapinatori. L'uomo infatti è un ex imprenditore che per anni ha lavorato in provincia di Prato.